Una media di presenze superiori alla capienza e 41 eventi critici registrati in un anno tra atti di autolesionismo, azioni violente e infrazioni. Si spiega anche così lo stato di tensione nel carcere minorile di Treviso, ritornate in primo piano dopo il rogo appiccato da un detenuto di 16 anni 2 notti fa e che ha fatto temere il peggio. Siamo sempre più sotto scacco, ci ha detto un agente di polizia penitenziaria che vuole restare anonimo. La situazione sta diventando insostenibile per chi ci lavora. C'era anche lui quando un sedicenne straniero detenuto per spaccio e furto ha dato il via alla rivolta perché l'agente di servizio si stava apprestando a spegnere luci e televisori come da regolamento. Il ragazzo ha iniziato a inveire e a insultare il poliziotto tra le risate degli altri, poi, di fronte alla calma dell'uomo, ha dato fuoco a carta, lenzuola, coperte e materassi dentro la cella. Il fumo denso ha invaso la sezione tanto da rendere necessario far uscire tutti i detenuti dalle celle e farli dormire in palestra. Una tragedia sfiorata. È solamente a questi eroi silenziosi, dice il sindacato di polizia Sappe, se le carceri reggono alle costanti criticità penitenziarie. Ora bisogna che il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità invii immediatamente almeno 20 unità di polizia penitenziaria per fronteggiare la grave carenza di organico del reparto, ma una riflessione seria deve essere fatta sulla precaria sicurezza del carcere minorile di Treviso.